Veneto e l'Italia intera si fermano per i funerali di Stato dei 3 carabinieri uccisi a Casteld'Azzano. Minuto di silenzio nelle scuole, in migliaia alle esequie nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove sono arrivate le massime cariche dello Stato. È una città blindata e commossa, quella che ha salutato per l'ultima volta Valerio Dapra, Marco Piffari e Davide Bernardello. Gli applausi e poi il silenzio assordante di Prato della Valle. Il ricordo dei 3 carabinieri è affidato ai familiari. Davide Anima Gentile, dice il papà, mentre il figlio di Valerio parla di tragedia insensata. Un esempio le parole del fratello di Marco. L'abbraccio del capo dello Stato ai familiari delle vittime, la commozione della Premier Meloni a Padova, buona parte del governo, i presidenti di Camera e Senato. Lo strazio dei commilitoni presenti e anche i sopravvissuti alla strage. Dovevamo esserci, per noi erano la nostra famiglia, dicono. Ora sono le nostre stelle, dice il comandante Luca Caponia. Giallo del Sile, domani l'autopsia sui corpi dei fratelli Rosita e Mauro Del Corso, 55 e 52 anni, trovati nell'auto inabissata nel fiume Asilea. Resta il mistero. Rapina al parcheggio Cantarani, interrogatorio di garanzia per i 2 ventenni arrestati dai carabinieri, rimarranno agli arresti domiciliari. Con un giorno di anticipo alla festa di San Luca, patrono degli operatori dello spettacolo viaggiante, il vescovo di Treviso Michele Tomasi ha celebrato la messa insieme ai giostrai, un momento di fede e gratitudine. Ufficializzazione ieri sera al Teatro di Trevignano dell'accordo tra il Montebelluna Calcio e l'Atalanta per sviluppare il settore giovanile, una prospettiva di professionismo, ma non solo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, inevitabilmente il giorno del lutto che si è vissuto in Veneto ma in tutta Italia. I funerali di Stato dei 3 carabinieri uccisi nei giorni scorsi a Casteld'Azzano, oggi pomeriggio a Padova nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, dove si è trattenuto il respiro e dove erano presenti le massime cariche dello Stato. Una giornata che vi abbiamo raccontato rigorosamente in diretta con Nicola Zanetti in studio e tutti i nostri colleghi. Valentina Visentin è rimasta sul sagrato della Basilica di Santa Giustina per tirare le file di una giornata intrisa di dolore e di commozione. Valentina Visentin con Simone Squarcina. Buonasera Valentina. Sì, buonasera. Sono stati gli applausi di migliaia di persone ad accompagnare l'arrivo delle bare oggi poco prima delle 16 qui sul Sagrato di Santa Giustina, le bare dei 3 carabinieri morti nella strage di Casteld'Azzano. Ricordiamo i loro nomi: il sottotenente Marco Piffari del SOS Battaglione di Mestre, che ha lavorato per tanti anni a Zero Branco, alla caserma di Zero Branco, il maresciallo Valerio Dapra delle Api di Padova, l'aliquota di pronto intervento insieme al collega Davide Bernardello, diventato promosso ad appuntato post mortem. Dicevamo l'applauso della gente qui all'arrivo dei feretri per il picchetto d'onore interforze, il massimo riconoscimento tributato ai 3 militari dell'Arma. Poco prima avevano fatto l'ingresso in Basilica le massime cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è intrattenuto con i familiari dei 3 militari abbracciandoli, la Premier Giorgia Meloni visibilmente commossa e tanti ministri del suo governo, a partire dalla ministra Crosetto, il ministro Tajani, Salvini, Bernini, Piantedosi, Nordio, Musumeci e Abodi. Ma era tanta la gente che ha visibilmente commossa, ha seguito dalla piazza le esequie, una lunga omelia celebrata da Monsignor Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia. Sentiamo le sue parole. La pagina evangelica ci riporta alla casa dell'ultima cena, dove anche Gesù sperimenta la tristezza del tradimento e della morte. Tutti sono tristi, percepiscono che qualcosa di terribile ha toccato la loro vita. Gesù sperimenta l'abisso del male e dell'iniquità, assapora il boccone amaro del serpente antico, che oppose la creatura a Dio e le creature tra loro. È il mistero dell'iniquità che Gesù manifesta ai Suoi, dicendo:
colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno, non nasconde il dolore lancinante. È il lamento di un uomo ferito dal suo simile, da un amico in cui confidava. Redime così il dramma dell'uomo che da amico diventa aggressore del proprio fratello. Gesù così infonde la luce dell'amore nel mistero del male. Marco, Valerio e Davide sono nelle mani di Dio e con questa Eucaristia noi li consegniamo alla loro ultima dimora terrena. Nel suo discorso d'addio Gesù indica nell'amore e nel servizio la vera vittoria, la vera gloria, il vero esito vittorioso della vita. Servire i fratelli, tutelare il bene comune, significa partecipare all'edificazione dei valori del Regno. Gesù aveva proprio ricordato ai suoi discepoli: se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Questi umili servitori, questi fedeli servitori, ora li vogliamo pensare nella casa del Padre. La vittoria sul mondo e sul male è anche l'amore di chi serve la patria, cioè il prossimo, garantendo la giustizia, il bene comune, la stabilità delle istituzioni, preposte a custodire nell'ordine e nell'armonia la comunità umana. La via della conversione diviene così la strada per una riconciliazione sociale che esige un equilibrio interiore, un'educazione alla virtù etica e spirituale della mitezza, intesa come modo di porgersi verso l'altro per non trasformare l'umana convivenza e l'agorà pubblica in un immenso mattatoio. I nostri fratelli Marco, Valerio e Davide hanno seguito la via del servizio per il bene comune. Nel loro incontro con Cristo si saranno specchiati in Lui, vedendo così che il volto bello dell'umanità sta nel servire il prossimo, nel promuovere il bene che edifica. Questa l'omelia, ma il momento più toccante è stato il ricordo dei familiari. A parlare il papà di Davide Bernardello, il figlio di Valerio Dapprà e il fratello di Marco Pifferi. Ecco le loro parole. Davide, non ricordo l'ultima volta che ti ho preso in braccio e non sapevo che fosse l'ultima volta. Il tempo poi è passato. Sei diventato quello che più desideravi, un carabiniere d'Italia. Prendo a prestito alcune frasi sentite in questi giorni. Davide, hai potuto realizzare uno dei tuoi più grandi amori nella tua vita oltre a Marica, il tuo lavoro, diventare carabiniere d'Italia. Ho ricevuto tantissime e meravigliose testimonianze del tuo essere persona e carabiniere. Per noi e mia moglie, tua mamma, un figlio meraviglioso e un fratello speciale per Filippo. Eri limpido, sincero, generoso e sempre pronto ad aiutare. Un tuo collega ci ha scritto: sei un'anima gentile di quelle
che non si trovano più. Vola in alto, Davide, sarai sempre nei nostri cuori. Oggi sono qui, non solo come figlio, ma come una persona che ha avuto il privilegio di chiamare papà, un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all'onore. Mio padre ha scelto una strada fatta di coraggio, sacrificio e responsabilità. Per lui era importante quel senso di responsabilità che era costantemente presente in lui, insieme alla pacatezza e modestia sincera. Queste sono le qualità che ha sempre cercato di trasmettermi. E anche se questa insensata tragedia lo ha strappato a me e all'affetto di tutti coloro che lo hanno amato, io voglio credere che questa sua eredità caratteriale e morale continui a parlarmi anche nel silenzio, mantenendo viva la sua memoria. Tutto questo per rendere onore a Marco, mio fratello, Valerio e Davide. 3 carabinieri che hanno dato la vita in nome della giustizia, per senso del dovere e di appartenenza. Quello che voglio dire oggi con forza è che il loro sacrificio non sia reso vano. Faccio appello a tutti affinché episodi simili non debbano più accadere. Chiedo a tutti di stringerci ai nostri militari che operano costantemente in Italia e all'estero, rendendo le nostre vite libere, più serene e sicure. A voi carabinieri un grazie particolare per quello che fate tutti i giorni, con spirito di sacrificio vostro e delle vostre famiglie. Ancora una volta in questi giorni avete dato dimostrazioni importanti anche a noi familiari. La vostra partecipazione, la vostra forza di corpo e di grande famiglia. Grazie a mio fratello ne faccio parte anch'io, ora più di prima. Spogliati della vostra vita terrena, un particolare riconoscimento va a Marco, Valerio e Davide. Il vostro ricordo e il vostro esempio e il vostro sacrificio sarà sempre vivo nei nostri cuori. E a nome del governo ha parlato il ministro della difesa Guido Crosetto, visibilmente emozionato, ha promesso i nomi dei 3 carabinieri, i nomi dei giusti rimarranno scolpiti nella roccia. L'Italia è qua e si raccoglie in un profondo dolore. In omaggio a 3 uomini, oggi tutti i carabinieri d'Italia siano qua con la mente. Siano qua vicino a voi, quelli che sono in Italia, quelli che sono all'estero. E a nome loro voglio abbracciarvi e dirvi grazie. Il nome dei giusti, di chi è morto per la patria, è scritto nella roccia della memoria della Repubblica e viene onorato, ricordato. E state tranquilli. Le forze armate sono il custode di quella memoria e tra molti anni, quando nessuno di noi sarà presente, ci sarà lo Stato e quando verranno detti i nomi dei vostri figli, dei vostri fratelli, dei vostri padri, ci sarà una persona che risponderà per loro presente. Non solo il dolore delle famiglie, ma anche dei tanti colleghi di Valerio, Marco e Davide, tanti dei feriti che erano presenti quella notte e che hanno voluto ricordare così i loro colleghi. Sentiamo le loro parole e poi la linea può tornare allo studio.
oggi davvero, per me è il giorno del silenzio e del dolore oggi. Vi prego per onorare anche i colleghi che non ci sono più e tutti quelli che si sono fatti male. Oggi non mi sento di parlare, scusate, delle SOS del 4° battaglione Mestre. Marco Pifferi. Sì. Il tuo comandante? Sì, il mio comandante. Lei fa parte del SOS, ci può regalare un ricordo di Marco Pifferi? Era un grande uomo, un grande comandante, metteva prima i suoi ragazzi al primo posto e poi la sua vita privata. Ultime parole che vi siete scambiati prima, quando siete entrati nella casa martedì notte? È meglio che non lo sappiate. Per fortuna sono qui solo con una frattura che oggi nemmeno ci penso. Oggi il pensiero va ad altri, a loro. In un momento insomma così difficile hai voluto essere qui oggi? Assolutamente. Ero ricoverato ma sono venuto comunque. Oggi salutiamo per l'ultima volta. Perdonate un pochettino l'emozione, ma Valerio e Davide erano i miei ragazzi. Ecco, ci mancheranno due fari che ci illuminavano, le stelle più belle, ecco, come se fossero 2 figli. E adesso noi dobbiamo ripartire perché dobbiamo farlo anche per loro. E quindi noi da domani ripartiamo. Valerio D'Apra era un uomo di grande esperienza. Valerio è il decano, è il padre, era l'istruttore, quindi se non andava qualcosa si andava subito da Valerio e Valerio ci rimetteva in riga ma sempre col sorriso. Ed ecco, lo voglio ricordare un pochettino così, col sorriso. Invece Davide è tra i più giovani. Davide era un fratellone, anche se io ero il comandante, quindi ecco un po' di distacco, ma era il fratellone. E mai entrambi erano 2 stelle. 7 anni ci ha fatto. Ho condiviso 7 anni di un rapporto fianco a fianco in una stazione dei Carabinieri nel Veronese. Con chi era? Con Davide Bernardello. Che la sua più grande virtù era la lealtà, una persona veramente preparatissima, elegantissima, rispettabilissima. Non sono frasi di circostanza, la verità. Il più anziano dei luogotenenti io lo conoscevo molto ma molto bene, per cui ero comandante di Verona, mi ricordo molto bene il suo operato e sono venuto ad onorare la sua memoria. L'Arma è formata per questo, per essere sempre presenti nel bene e nel male. In questo caso è una tragedia. Solidarietà agli appartenenti dell'Arma e ai defunti, insomma, ai familiari. Voi siete carabinieri? No, io sono della Polizia di Stato, un ex appartenente, ma conoscevo uno dei deceduti e vengo qua volentieri e con il cuore in mano. Sì, è una tragedia che ha colpito tutti. Sì, fortemente tutti, polizia, carabinieri, ma soprattutto genitori, moglie e figli, quindi un abbraccio forte veramente a tutti, veramente. Riprendiamo la linea da Padova, grazie dunque a Valentina Visentin con Simone Squarcina e a tutti i colleghi, le colleghe che oggi hanno raccontato questa giornata di lutto nazionale. A Padova ha guardato davvero tutto il paese e un minuto di silenzio si è osservato in tutte le scuole, comprese quelle della Marca Trevigiana. Noi eravamo con Lucio Zanato al Palladio, dove ha tenuto una lezione speciale il vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini. Oggi ci saranno i funerali di Stato, ma c'è un minuto di silenzio. È iniziata così, nel ricordo della tragedia di Casteldazzano, la lezione sulla Costituzione agli studenti dell'Istituto per Geometri Palladio di Treviso. Docente d'eccezione il trevigiano Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale. Penso che per un ragazzo vedere un giudice della Corte Costituzionale che entra nella sua aula e cerca di fargli capire l'importanza, anche perché il giudice la vive tutti i giorni, la Costituzione sa tutte le implicazioni nelle leggi eccetera, penso che sia un contributo importante a far capire in un tempo per esempio di disaffezione al voto, no? Oggi vota il 50-40%, far capire come invece sia necessaria una partecipazione civica, perché questo decide della qualità delle democrazie in cui viviamo. Una lezione verso i giovani di oggi, classe dirigente domani di questo paese.
Sì, come cittadini in grado di essere la linfa vitale della democrazia, perché se no è il rischio che allora uno possa dire ma allora è meglio le autocrazie. In Cina probabilmente il ponte sullo stretto lo fanno in 3 anni, da noi ce ne vogliono 8, però noi siamo una democrazia. Qual è la differenza? Bisogna capire qual è la qualità della vita maggiore che permette la democrazia, però per capire questo bisogna amarle le democrazie. E la Costituzione italiana è ancora oggi il cuore della nostra democrazia in tutti i suoi aspetti, a partire dall'articolo 32. La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale, tema della lezione di Antonini agli studenti. Perché dietro la parola salute cosa c'è? C'è tutto un mondo di sofferenza, di drammi, eccetera, di cui la Costituzione si fa carico e diventa un diritto essere curati. Questa non è una cosa scontata, è una cosa che bisogna capire nei contesti in cui viviamo. Siamo passati dentro l'esperienza del Covid, no? E quindi tutti ci siamo resi conto che impatto può avere la tutela della salute sui nostri sistemi, sulle nostre democrazie, sulle nostre anche libertà. Ecco, oggi parlare ai giovani di questo vuol dire fare capire come la Costituzione sia una chiave per leggere la realtà, quindi non sia una qualcosa di morto ma qualcosa di vivo che permette di capire meglio il mondo in cui viviamo. Come diceva Pietro Calamandrei, insomma, la Costituzione italiana dovremmo tenerla sul comodino da quando cominciamo a leggere fino all'ultimo giorno di vita. Sì, assolutamente, e per tenerla sul comodino bisogna capirla, allora noi siamo qui proprio per farla capire. Ed è diventato un vero e proprio giallo. Parliamo della tragedia del Sile, domani l'autopsia sui corpi dei fratelli Rosita e Mauro Dal Corso, 55 e 52 anni, trovati nel pomeriggio di ieri, come vi abbiamo raccontato, nell'auto inabissata nel fiume a Silea. È un vero e proprio rompicapo. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Il pubblico ministero Anna Ortica ha disposto l'autopsia sui corpi dei 2 fratelli Rosita e Mauro Dal Corso trovati in auto nel fiume di fronte al ristorante Danea a Silea. In zona, vigili del fuoco e carabinieri. L'elicottero arrivato nel pomeriggio si era posizionato proprio dove l'auto si era inabissata, come ci racconta questo cittadino. Qua sopra sono stati fermi parecchio in overing, fermi sopra il Sile a controllare tutto quanto, con ovviamente tutti gli uomini fuori. Da quel momento, spostato l'elicottero, saranno arrivati 6-7 camionette dei pompieri, i carabinieri hanno bloccato la strada ed è arrivato l'autogru. Poi le operazioni di recupero, i corpi dei 2 fratelli trovati all'interno dell'abitacolo, a guidare sicuramente la donna, unica ad avere la patente. Tutte le porte e i finestrini chiusi, ma il bagagliaio era aperto. L'anziana era seduta come passeggero, non aveva le cinture di sicurezza e sarebbe stata sbalzata fuori dopo il violento urto in acqua. Poi la corrente avrebbe trascinato il corpo nel punto in cui è stato trovato qualche giorno fa a Meolo. Non sarebbe morta per annegamento, ma dagli accertamenti forse a causare il decesso un infarto o deceduta per effetto dell'impatto dell'auto con l'acqua. Una zona frequentata di giorno ma di notte piuttosto isolata, con poche abitazioni. L'auto è volata nel fiume molto probabilmente di notte. Visto come dove era la macchina, perché era quasi in centro Sile, probabilmente si sono lanciati da questa strada per andare fuori. Ma uno non ci fa mai caso, perché la gente che è qua, oppure i ragazzi che frequentano il bar, tante volte vengono qua dietro a girarsi con la macchina, quindi uno non ci fa caso. Può essere accaduto però solo di notte, perché sennò di giorno si sarebbe visto. In queste ore i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire questa tragedia della disperazione. Tutti e 3 avevano deciso di farla finita. Quando sarebbe morta l'anziana mamma? Domande che per ora non trovano risposta. L'unica certezza è che sono arrivati tutti e 3 insieme in questa zona che conoscevano, come confermerebbero alcune immagini riprese da un targa system. Poi la drammatica decisione. Tanti quindi gli interrogativi, tante le domande a Silea, ma soprattutto a Mirano, dove la famiglia viveva. Sempre nobile, offriva la bene a tutti. Guarda, noi ai 39 anni che siamo qua, però ci manca tanto. Ci manca la presenza e la bontà.
Disponibile, simpatico, gentile. Evelina e Gianni, proprietari del bar Evelyn di Via Dante a Mirano, ricordano così Mauro Dal Corso, sconvolti dalla notizia della sua morte. Ritrovato nell'auto, cinture allacciate, nel sedile del passeggero dell'auto della sorella. La Renault Captur ripescata dal Sile. Il suo corpo accanto a Rosita alla guida del mezzo. 55 anni lei, 52 lui, erano scomparsi da giorni, così come la madre, Maria Bovo, 77 anni, il cui corpo è riemerso dalle acque del Sile soltanto pochi giorni fa. Un buon ragazzo, sì, no? Si comportava sempre bene, mi piaceva venire sempre qua perché noi li abbiamo tutti quelli che sono. Siamo un po' scossi, scusa, ma. No, li abbiamo sempre trattati bene, diciamo, anche se erano ragazzi che avevano dal cime di queste cose qua. Però diciamo gli piaceva venire, lei gli faceva i toast, gli faceva tutte quelle cose che loro piacevano molto e venivano a mettere fuori i tavoli. Sì, ci davano una mano. Ci davano mano quando veniva, ci aspettava e si portava fuori i tavoli. Una famiglia che dopo la morte del padre aveva passato alcune difficoltà e Rosita aveva deciso di dedicarsi alle cure della madre anziana. Siamo persone che riconoscono l'importanza della famiglia come valore assoluto e la cosa più importante della vita, del vivere quotidiano in armonia e comprensione tra noi, scriveva Rosita nel 2023 su Facebook. Siamo una buona famiglia, vogliamo restare vicini e prenderci cura della mamma, scriveva. Purtroppo, continua il lungo post, succede di non riuscire a difendersi dalle cattiverie altrui. Rosita infatti in questi anni si era sacrificata per accudire la madre e il fratello, seguito dal centro di salute mentale di Mirano. Dopo la notizia della morte tragica, le cui dinamiche sono ancora tutte da ricostruire, nella palazzina di Via Dante dove vivevano i tre nessuno vuole parlare. Guardi, non faccio il suo commento. Resta il giallo dunque sulle motivazioni che avrebbero spinto Rosita Dal Corso e il fratello Mauro a compiere il gesto estremo. Sarà solo l'autopsia a rivelare la verità. Ciò che si sa è che la presenza di Mauro in paese mancherà. Tanto. Vi immaginavate una cosa così? No. Abbiamo conosciuto la mamma, la sorella, tutti quanti. Ultimamente non abbiamo più visto la mamma e la sorella, però diciamo avevamo notizie sempre da parte di Mauro che ci diceva che stavano bene, che si comportavano bene. La mamma stava bene, sua sorella quel giorno là dovevano andare a mangiare fuori, mi aveva detto, era contento di andare a mangiare fuori insieme. Questo il clima a Mirano nelle testimonianze raccolte da Edi Caliman con Simone Merlo. Siamo pronti a ritornare a Treviso per gli sviluppi della rapina al parcheggio Cantarane, poi le fiere di San Luca. C'è stato un incidente anche a Mogliano Veneto, il sit-in dei sindacati delle pulizie in Piazza dei Signori. Insomma, abbiamo ancora tanto da raccontarvi, lo faremo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per ritornare sulla rapina al parcheggio Cantarane a Treviso. Ci sono degli sviluppi. Esiste il rischio di reiterazione del reato, per questo il GIP Piera De Stefani, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha convalidato gli arresti domiciliari per 2 ventenni che hanno rapinato 2 ragazze nel parcheggio Cantarane nel cuore di Treviso. Entrambi hanno parlato con il giudice ammettendo le proprie responsabilità. I 2 avevano agito con passamontagna armati di coltello nel mirino della coppia, 2 ragazze che stavano facendo rientro a casa. Dovevano prendere la macchina quando sono state minacciate e rapinate, un bottino di circa un'ottantina di euro. I rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri poco dopo in centro città. I 2 avrebbero una relazione. Per il ragazzo, difeso dall'avvocato Mario Nordio, il colpo serviva per dare dei soldi alla fidanzata che era senza denaro. Poi ha anche aggiunto: non abbiamo esercitato violenza né tantomeno abbiamo usato armi. La giovane, invece difesa dall'avvocato Paolo Pastre, avrebbe dei problemi alle spalle. È emerso che il giorno stesso dei fatti si era autodimessa dal reparto psichiatrico dell'ospedale di Montebelluna contro il parere dei sanitari, dove era ricoverata da circa una settimana per problematiche psichiche che sono risalenti nel tempo. Quindi non possiamo ancorare questa azione, ovviamente parlo solo per la mia assistita e non parlo per gli altri soggetti coinvolti in questa vicenda, a un atto di bullismo o di criminalità giovanile. Ora l'avvocato
Senato chiederà venga disposto un incidente probatorio volto a verificare la capacità della sua assistita al momento del fatto. Vedremo ora con la famiglia di tracciare un percorso che auspichiamo porti alla piena guarigione della ragazza. Dopo l'arresto, i due ventenni sono stati trovati in possesso delle armi utilizzate per il colpo, dei passamontagna e dei soldi rubati alle ragazze. Un ciclista di 78 anni è stato investito questa mattina da un'auto a Mogliano Veneto, siamo vicino alla Stori per intenderci. Fortunatamente l'anziano non è in pericolo di vita e ha riportato solo alcune contusioni agli arti. Le indagini comunque per ricostruire la dinamica sono in corso. La cronaca sindacale ci porta nel cuore di Treviso, dove hanno protestato oltre 200 lavoratrici e lavoratori del comparto dell'igiene. Abbiamo chiesto come dire, un rinnovo contrattuale che possa recuperare il potere dell'inflazione del triennio precedente e ha messo in fila anche l'inflazione di questo triennio, e quindi è chiaro che abbiamo chiesto un rinnovo molto corposo. Poi c'è tutto il tema della salute e sicurezza, che per noi non è un costo ma è un investimento, considerato che questo settore è un settore che ha il più alto numero di incidenti mortali a livello nazionale, quindi è chiaro che su questo bisogna fare una riflessione molto ampia. E poi c'è tutto un tema di riordino del gap generazionale, nel senso che i nuovi assunti a volte vengono assunti di fatto con retribuzioni un pochino più basse e indennità più basse, quindi c'è la necessità di riallineare. Sono queste le rivendicazioni messe sul tavolo da parte di lavoratrici e lavoratori del comparto dell'igiene ambientale, che hanno proclamato uno sciopero nazionale e che a Treviso si sono radunati davanti al municipio per portare le proprie istanze al presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Problemi che oggi riguardano oltre 8.000 lavoratori veneti e 85.000 in Italia. Allora, a Treviso c'è Contarina, c'è Sesa e c'è Sabno, che sono le maggiori aziende che operano a Treviso. A Venezia abbiamo Veritas, a Padova c'è APS che fa parte del gruppo ERA e c'è ETRA, un'altra multi-utility. E a Verona c'è Amia, un'altra azienda pubblica, e poi c'è Ecoambiente Rovigo. Oltre a questo, sul tavolo anche il diritto allo sciopero, normativa troppo restrittiva per i sindacati e che le controparti datoriali vorrebbero invece ulteriormente peggiorare. Per questo, se non verranno ascoltati, i sindacati sono pronti a tornare in piazza. Sia chiaro che non siamo più disposti a farci prendere in giro e se sarà necessario torneremo in piazza ancora più forti di oggi. Poi chiediamo anche una rivisitazione nella classificazione del personale per dare prospettive di crescita professionale soprattutto ai livelli più bassi e chi fa il porta a porta tutti i giorni con carichi di lavoro importanti, dove questo settore ha molti inidonei, un aumento esponenziale delle malattie professionali. Di tutto questo si farà portavoce il presidente di ANCI Veneto. Innanzitutto ringrazio le sigle sindacali per aver creato questa mobilitazione e aver chiesto un confronto. Abbiamo a cuore quello che sono le condizioni del lavoro, certamente abbiamo a cuore la qualità del servizio e quindi sarà nostra cura fare in modo che questa trattativa arrivi al compimento. Siamo come sempre a fianco alle sigle sindacali e ai lavoratori, ci vuole anche la volontà di chi sta sopra, quindi ARERA, che sia disponibile a ammorbidire la sua posizione e consentire ai sindaci di adeguare le tariffe. Oggi Treviso ha dato l'ultimo saluto a uno dei suoi figli più illustri, Germano Mattiuzzo, il fotografo Germano Mattiuzzo. Jacopo non dimenticherà mai quando mi chiedevi aiuto per sistemare il cellulare, dicendogli: Jacopo, non trovo più WhatsApp, mentre tu guardavi i tuoi film di cowboy. Infine vogliamo ringraziare tutti per la splendida partecipazione di affetto ricevuta in questi giorni. È una delle figlie, Michela, ad aprire la cerimonia in onore di Germano Mattiuzzo, storico fotografo della città, scomparso ad inizio settimana, ricordando nel suo discorso tutti i familiari e i nipoti che adoravano il nonno. Un rito all'insegna del ricordo di un uomo che ha proprio dedicato la sua vita alla famiglia e alla professione. Immagino sia quello che adesso sta dicendo al Signore, faccia a faccia con Lui, riconoscendo che a questa bella famiglia ha contribuito non poco, pure il Signore, con la sua grazia, con il suo aiuto, con la sua vicinanza.
una bella famiglia. È stato il suo modo di dire grazie ai suoi cari. È il modo con il quale ora può dire il suo grazie a Dio. Uno sguardo sempre attento a tutto quello che accadeva in città, grande tifoso del Treviso Calcio. In chiesa era presente anche Alberto Cavasin, storico ex allenatore ai tempi della Serie A. Uno sguardo che Monsignor Mario Salviato, coadiuvato da Monsignor Giuseppe Rizzo e da Don Marcello Miele, parroco di Roncade, amici personali di Germano, ha ricordato in un passaggio. È lo sguardo di un fotografo probabilmente che serve. Qual è questa particolare dotazione? Il fotografo è abituato, allenato a fissare l'obiettivo sul particolare che gli altri non vedono. Tanti saluti commossi all'uscita del feretro. Germano Mattiuzzo era molto conosciuto in città e ben voluto da tutta la comunità che si è stretta attorno alla famiglia per l'ultimo saluto allo scatto d'oro. Un momento di fede, condivisione e gratitudine, quello vissuto invece alle fiere di San Luca, protagonista il Vescovo Tomasi. Facciamo festa insieme con il Signore per un'esperienza di persone che lavorano e lavorano soprattutto per il bene, per il divertimento dei più piccoli, che è la cosa importante, ma anche di tante persone che hanno così un momento di sollievo e soprattutto un momento di incontro. Un ringraziamento sentito a chi con il proprio lavoro porta gioia e spensieratezza nelle piazze d'Italia è il messaggio che il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi, ha rivolto ai giostrai delle tradizionali fiere di San Luca in occasione della messa celebrata nel capannone allestito vicino alla chiesa di Sant'Ambrogio di Fiera. L'iniziativa, organizzata dall'Ufficio Diocesano Migrantes in collaborazione con la parrocchia e gli stessi giostrai, ha visto una partecipazione calorosa da parte dei lavoratori del settore, delle loro famiglie e dei parrocchiani. Durante l'omelia, Monsignor Tommasi ha ricordato le qualità dell'Evangelista Luca, patrono dei lavoratori dello spettacolo viaggiante. Non è che i giostrai hanno scelto San Luca, è San Luca che ha scelto loro, perché lui porta un annuncio di bene, di gioia, di felicità e dice a tutti che Dio è amore misericordioso e col gioco, con l'incontro, soprattutto per i più piccoli, c'è un raggio di questo annuncio che viene trasmesso al mondo. Dopo la celebrazione, Monsignor Tommasi è salito sulla ruota panoramica per ammirare dall'alto Prato della Fiera. Un gesto semplice ma carico di significato per condividere da vicino lo sguardo e la prospettiva di chi ogni giorno lavora per regalare momenti di gioia. E in questo periodo del nostro tempo, della storia, già lo stiamo sperimentando in tutti questi anni dopo la pandemia, adesso che c'è la guerra, tante fatiche, tante difficoltà, è sempre più importante trovarsi insieme, è sempre più importante avere dei momenti di incontro. Questo è il racconto di Nicola Marcato ed è fissata per le 10:15 di domani in piazza Martiri l'inizio della cerimonia per la consegna della medaglia d'oro al valor civile alla comunità di Cavaso del Tomba. A consegnarla nelle mani del sindaco Rugolo il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Lucio Zanato. Sarà la terza carica dello Stato, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, a consegnare domani la medaglia d'oro al valor civile conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al comune di Cavaso del Tomba. E sarà il compimento di un percorso lungo oltre 80 anni. È stato un iter lunghissimo, un percorso che è nato subito dopo i fatti. I fatti ricordano il rastrellamento dei tedeschi repubblichini fatto nell'ambito della cosiddetta Operazione Piave, tristemente conosciuta per i 32 partigiani impiccati a Bassano del Grappa. In quei giorni il paese di Cavaso del Tomba fu invaso dagli squadristi con azioni brutali su prigionieri e popolazione, come il 22 settembre del 1944, quando alcuni catturati furono brutalmente asseviziati nel campanile e in seguito portati a morire altrove. 13 impiccati e una grande opera del Paese di sostegno alla resistenza del nostro territorio. Una lista di case date alle fiamme, di impiccagioni, di fucilazioni che la memoria tende a cancellare, ma che invece la storia, ed ora la medaglia d'oro, continuerà a testimoniare come monito per tutti. La conservazione della memoria e un abbracciare una cultura di pace, prova ne è l'appuntamento
annuale sul Monte Tomba, dove arrivano le delegazioni straniere. Mai più guerra, mai più atrocità come quelle del settembre del 44, che hanno messo a dura prova la popolazione di Cavaso, che ha dato una testimonianza di forza e di coraggio, superando anche questo estremo momento. Ci sono poi i valori dello sport, in tal senso è stato ufficializzato ieri sera al Teatro di Trevignano l'accordo tra il Montebelluna Calcio e l'Atalanta per sviluppare il settore giovanile. Con questa marcatura di Franchino Bressan, realizzata al 18° della ripresa, il Montebelluna si è aggiudicato ieri al Biagi l'incontro che lo vedeva opposto al Fanfulla. Vittoria netta quella dell'11 biancoceleste e il risultato invece che sta stretto. C'era una volta il Montebelluna Calcio che giocava in C2, una squadra e una società che ha scoperto e lanciato tanti campioni nel mondo del pallone. Un vivaio che non solo non si è mai esaurito, ma che 40 anni dopo queste immagini ha stretto un patto con una delle società simbolo del calcio italiano e internazionale, l'Atalanta. Atalanta e Montebelluna, che hanno tantissimi punti di contatto, che affondano le radici nella storia ma che poi proseguono nel presente e proseguiranno nel futuro, possono veramente insieme fare qualcosa di ancora più bello, o di continuare a fare qualcosa di bello per i giovani, in modo che poi, se ce n'è qualcuno che ha talento, possa diventare giocatore, ma che di base possano comunque vivere una bella esperienza, star bene insieme, crescere con dei valori. Valori che sono alla base del Montebelluna Calcio, 106 anni di storia, al primo posto per vittorie nel settore giovanile con 10 titoli tra l'Under 15 e la Beretti, una società che investe l'80% del budget nel settore giovanile con 70 collaboratori, 30 tecnici qualificati che seguono un esercito di ragazzi gestiti da 11 pulmini che fanno di media 500.000 chilometri l'anno. Montebelluna è un simbolo per tutto il calcio del settore giovanile dilettantistico e il connubio con l'Atalanta è nato naturalmente proprio perché l'Atalanta da sempre valorizza i giovani e li lancia nel settore del professionismo. L'impegno per le due società è sì far crescere campioni, ma soprattutto essere un punto di riferimento per tanti giovani. Noi curiamo molto ovviamente l'aspetto tecnico, con tecnici qualificati e di qualità, però prima di tutto vogliamo dare l'educazione ai ragazzi e quindi fondamentalmente crearli più per creare più uomini che giocatori. E nella serata dell'ufficializzazione dell'accordo, tra gli invitati non poteva mancare chi è partito dal calcio Montebelluna per arrivare in nazionale. Tu sei un trevigiano di Montebelluna e segui da vicino anche le vicende delle altre discipline che sono ai vertici. Ecco, che cosa speri? Puntiamo tutto sul rugby e sulla Benetton di basket, e direi che quello del basket forse sarebbe per la prima volta un grosso traguardo. Aldo Serena, l'esempio di chi è partito proprio dalle giovanili del Montebelluna. Beh sì, io sono entrato al Montebelluna a 11 anni con i giovanissimi B e sono andato via a 18 dopo aver giocato un campionato in Serie D. Mi ha lanciato a 17 anni prima squadra Gianni Rossi, a cui devo tantissimo. E noi abbiamo anche il campione del meteo, il nostro generale Giancarlo Iannicelli. L'ampio anticiclone che ha garantito a questo punto 2 settimane di tempo stabile, soleggiato un po' su tutte le nostre zone, tende ad attenuarsi, però rimane in forza quel tanto per garantire ancora 2 giorni di bel tempo. Vedete dalla carta prevista infatti per questo fine settimana, l'anticiclone, il centro, la parte più forte, si porta esclusivamente sul nord Europa e abbandonerà le nostre zone. Questo è un presupposto, perché poi prossima settimana il tempo cambierà e diventerà molto più variabile, quindi più in dettaglio ancora cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di velatura, un po' di foschia durante le prime ore e poi rasserenamenti generali. E per domenica, ecco, lentamente dalla sera ci sarà un piccolo peggioramento che sarà evidente poi, come dicevamo, la prossima settimana, dove è sicura qualche precipitazione. Ecco, c'è un cambiamento del tempo, i venti saranno deboli, direzione variabile, le temperature, le minime intorno a 8-10 gradi, le massime intorno a 20. Però poi prossima settimana le minime aumenteranno e le massime diminuiranno e l'Alto Adriatico tende al poco mosso. È tutto. Da stasera e per tutto il weekend a Zero Branco risuoneranno le note del cuore e lo faranno per un'iniziativa benefica. Vi
Vi aspettiamo numerosi perché ogni biglietto equivale ad un quarto d'ora di musicoterapia per i bambini ricoverati in ospedale che noi con i nostri progetti cerchiamo di aiutare. Un fine settimana all'insegna della musica e della solidarietà all'Auditorium Commisso di Zero Branco. Il cuore dell'evento è la voglia di fare del bene. Ce lo ricorda il papà di Angela, la bambina venuta a mancare a soli 10 anni. Nel 2014 i suoi genitori hanno fondato l'associazione La Musica di Angela, che attraverso la musicoterapia aiuta tutti quei bambini che, come lei, trovano conforto nella musica. Il ricavato sarà destinato proprio ai loro progetti. Inizia venerdì la kermesse del nostro concorso Canoro Le Note nel Cuore. 3 serate straordinarie in cui potremo ascoltare altrettanti interpreti straordinari. Iniziamo il venerdì con la serata delle cover, in cui avremo ospiti del calibro di Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024, e di Graziano Galatone, che è stato il Febo di Notre Dame de Paris di Cocciante. Da venerdì 17 ottobre alle 20:45 via alla 9ª edizione del concorso canoro nazionale Le Note del Cuore, con le esibizioni di tanti ospiti speciali. Sabato sarà la serata dedicata ai cantautori, quindi era giusto avere come ospite una persona del calibro di Marco Ferradini, che è famosissimo per la sua canzone Teorema, ma anche per altri grandissimi brani che ha realizzato nella sua carriera. E avremo con noi anche un giovane cantautore trevigiano che è Lorenzo Cittadini. Fino a domenica 19, il turno dei bambini, i veri protagonisti. Domenica pomeriggio è la giornata dedicata invece ai junior, dai 6 ai 13 anni, anche qui voci straordinarie. Avremo un ospite meraviglioso che è Lorenzo Baglioni, è famoso nei social per aver utilizzato la canzone come strumento didattico. Spazio anche a momenti magici e risate con i comici Daniele Raco, Giorgio Verducci e il mago Andrea Lorenzon, affinché musica, riso e magia possano mantenere vivo il ricordo della piccola Angela e sostenere altri bambini in difficoltà. A proposito di solidarietà, di iniziative benefiche, ottobre MacArthur Glen e il 90 di Piave Designer Outlet rinnovano il loro impegno verso solidarietà e inclusione. Il 18 e 19 torna Biscotti Senza Frontiere, l'iniziativa di piazza a sostegno di Medici Senza Frontiere. Con una donazione minima di 15 euro per la biscottiera in edizione limitata è possibile fornire 30 bustine di cibo terapeutico a chi ne ha più bisogno. Il 9 ottobre invece si era svolto l'evento Play Pride and Passion dedicato ai valori di equità, rispetto e collaborazione, con la partecipazione dei Raccoons Rugby Roma, così quindi a 90 di Piave. E noi adesso andiamo a Belluno. La cronaca in primo piano perché è stato ritrovato ieri sera senza vita l'uomo di 86 anni di Selva di Cadore, la cui scomparsa nei boschi sopra l'abitato di Landria era stata segnalata da un amico che lo aveva atteso invano. Dalle prime informazioni l'anziano si era inoltrato tra la vegetazione per cercare un cervo ferito. L'amico, che lo aveva atteso un paio di ore, non vedendolo rientrare verso le 18:30, aveva lanciato l'allarme. Per avviare le ricerche sul posto si sono radunate le squadre del soccorso alpino di Alleghe, Val Fiorentina e i soccorritori della Val Pettorina assieme ai vigili del fuoco, mentre si preparavano a uscire le unità cinofile e altro personale. Passate le 20 una squadra ha rinvenuto il corpo senza vita dell'anziano 500 metri sotto la traccia del sentiero. L'uomo era ruzzolato scendendo su un prato molto ripido. La salma è stata recuperata questa mattina quando verso le 7 circa è stata portata a valle alla cella mortuaria di Selva di Cadore. E sono apparsi di fronte al GIP Maria Rosa Persico i 2 arrestati di martedì sera. I fatti sono quelli di Udine, la guerriglia urbana che si è sviluppata. Sono stati convalidati gli arresti e tra questi la posizione più complicata è quella del 49enne di Feltre Giangavino Pozzobona, che resta al momento in carcere.
Sono comparsi questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari di Udine Maria Rosa Persico Marco Chiopris, 45enne di Buia, e Jan Gavino Pozzobon, 49enne di Feltre, arrestati dopo gli scontri di martedì sera al termine del corteo Pro-Pal, poco prima di Italia-Israele. Il GIP ha optato per la misura cautelare dei domiciliari per entrambi, quindi confermando quella di Chiopris e cambiando quella di Pozzobon, accogliendo in parte la volontà del legale dei due, Paolo Viola, che aveva chiesto però la scarcerazione del feltrino e una misura meno gravosa per il friulano, sostenendo come entrambi si fossero trovati coinvolti in una situazione degenerata oltre le loro intenzioni. Travisati e vestiti di scuro avrebbero lanciato oggetti contro gli agenti e i mezzi della polizia, contribuendo a fomentare la folla tra Largo delle Grazie e Piazza Primo Maggio. Al processo rischiano una pena dai 3 ai 15 anni proprio per la resistenza pluriaggravata dal fatto che erano più di 10 persone con volto travisato e uso di oggetti atti ad offendere. Il corteo, cui avevano partecipato migliaia di persone in modo pacifico, è degenerato quando un gruppo di facinorosi ha tentato di aggirare i cordoni di sicurezza. Ne sono seguite scene di guerriglia urbana con un conto di 15 fermati, tra cui i 2 arrestati, 11 agenti feriti, oltre a 2 giornalisti che hanno dovuto ricorrere a cure mediche, tra cui Davide Bevilacqua, cameraman di Local Team, che ha raccontato la sua brutta esperienza ai nostri microfoni. Secondo le indagini coordinate dalla PM Laura Collini, Chiopris avrebbe lanciato pietre e bottiglie contro gli agenti, mentre Pozzobon avrebbe colpito con un'asta un mezzo idrante e alcuni poliziotti, azioni documentate da molti video e fotografie. Il primo risulta mai coinvolto in episodi simili, mentre il secondo, una ventina di anni fa, era rimasto coinvolto in un'indagine per occupazione di suolo pubblico. Intanto le indagini della Digos di Udine proseguono per identificare altri partecipanti agli scontri. Sarebbero oltre 200 le persone coinvolte, molte immortalate mentre lanciavano oggetti contro le forze dell'ordine. Non è quindi da escludere per nulla che nelle prossime settimane arrivino nuove denunce e provvedimenti di daspo urbano. Dura condanna degli studenti del Consiglio d'Istituto dell'ITIS Segato e della Rete Studenti Medi di Belluno dopo che in questi giorni, in concomitanza con la campagna elettorale studentesca per la rappresentanza d'istituto, è comparso un volantino che inneggia al fascismo, lo vedete, un fatto gravissimo anche perché è avvenuto in un luogo che dovrebbe educare alla democrazia, al rispetto e alla Costituzione, affermano gli studenti preoccupati per l'assenza di provvedimenti significativi da parte dell'istituzione scolastica. La mancanza di una risposta chiara rischia di legittimare comportamenti e idee che dovrebbero invece essere condannati con fermezza, scrivono in una nota gli studenti ai quali è arrivato il sostegno di parte della politica cittadina e della comunità. I temi del lavoro scottanti e quelli dell'attualità al centro dell'Assemblea Generale della CGIL questa mattina al Cinema Italia di Belluno. Il sindacato si prepara alla manifestazione nazionale del prossimo 25 ottobre a Roma, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Rallenta la produzione in provincia di Belluno, aumenta la cassa integrazione, l'occupazione tiene, ma a causa della politica dei dazi le grandi aziende cominciano a lasciare a casa gli ultimi della catena, cioè i lavoratori in somministrazione. Il precariato c'è e c'è anche in provincia di Belluno, come in provincia di Belluno c'è anche il lavoro povero, ci sono i part-time involontari, ci sono tutta una serie di criticità che esistono lo stesso e che sono un fenomeno che c'è anche a livello nazionale. Parla Denise Casanova, segretaria generale della Camera del Lavoro di Belluno, nel giorno dell'assemblea che ha riunito i delegati provinciali al Cinema Italia, e la sua è una riflessione ampia sul lavoro e l'economia che sono attualità al pari del genocidio in Palestina e al clima buio che si respira in Italia. La democrazia muore quando i giornalisti non la possono più raccontare, quando non si possono più dire i concetti che si vogliono dire. Quando non si è d'accordo, non si è d'accordo. Se faccio una politica diversa dalla tua non posso essere messo in croce e non posso essere accusata di violenza. Il riferimento al vile attentato delle scorse ore al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, al quale è stato mandato un avvertimento pesante, l'ultimo di una lunga serie che da anni il collega e la sua squadra denunciano alle autorità. Non accadeva da 30 anni. È l'apice di un momento storico davvero complicato in cui si è alzata l'asticella della contrapposizione dello scontro
scontro nei confronti dei cosiddetti oppositori, dice Casanova. Quando si accende lo scontro, quando si fa una contrapposizione fine a se stessa, questo accade. Noi abbiamo sempre portato avanti le nostre istanze in maniera pacifica, non aggressiva, certo dicendo le cose dritto per dritto. Se siamo un paese in cui la produzione industriale cala da 3 anni, i salari sono al palo, i pensionati sono sempre più poveri e il governo ci racconta le sorti magnifiche e progressive di un paese che non c'è, è certo che io ti faccio rilevare che non c'è. Intanto CGIL si prepara a scendere di nuovo in piazza il 25 ottobre, democrazia al lavoro, lo slogan della manifestazione nazionale a Roma per la pace e un modello di sviluppo sostenibile. E c'è da registrare la soddisfazione da parte di Giovani e Futuro per la decisione di destinare 1.200.000 euro al contenimento delle bollette dell'acqua per migliaia di famiglie bellunesi. Dopo mesi di impegno arriva un risultato concreto, molte famiglie della provincia di Belluno vedranno una riduzione sulla bolletta dell'acqua grazie a un fondo appunto da 1.200.000 euro e alle soglie ISEE definite dall'Assemblea dei soci di SIB, dichiarano Luca Frescura e Thomas Corbanese, presidente e vicepresidente di Giovani e Futuro, quindi c'è da registrare questa nota di soddisfazione. Con questa chiudiamo questo lungo telegiornale di Treviso e Belluno, non ho ulteriori aggiornamenti da darvi, è tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.